crappa pelada la fai turtei, ghene da minga ai sofradei. I sofradei fan la fritada, ghene da minga al crappa pelada. La storia che ci sta dietro è molto simpatica ed è questa. La tradizione popolare fa risalire le origini niente meno che a Michelangelo Merisi. Il celebre pittore filava con la Peppa Muggia, una bellissima ragazza che aveva 4 fratelli. Il Caravaggio, carattere diciamo esuberante, si mise dei pasticci per via di questa ragazza, al punto di dover abbandonare Milano per un certo periodo. La Peppa si consumò di passione e dal dispiacere perse tutti i capelli e divenne lo zimbello del rione. Quando il Caravaggio tornò all'improvviso, la Peppa stava cucinando i tortelli per i fratelli e, sapendo quanto il pittore ne fosse goloso, dalla felicità di rivederlo, glieli offrì tutti. Caravaggio non ne avanzò alcuno. Al ritorno, i fratelli, rimasti senza cena, scatenarono una lite con la partecipazione anche dei vicini. Acquietate le acque, i fratelli si prepararono una bella lacciada, una sorta di focaccia fritta nell'olio. Altri dicono fritada, ma non ne diedero alla sorella, che saltò così la cena e venne presa in giro dagli stessi fratelli e dagli amici del cortile che le cucirono addosso questa tiritera.